Da ieri è partito il nuovo corso del libero consorzio comunale di Agrigento con il giuramento davanti al segretario generale del presidente Giuseppe Pendolino e dei 12 consiglieri che lo affiancheranno nel suo mandato, così composti: per Forza Azzurri Alessandro Grassadonio di Sciacca, il presidente del consiglio comunale di Palma di Montechiaro Domenico Scicolone e Giovanni Cutrera, consigliere comunale di Montevago; per la Democrazia Cristiana il sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana, il consigliere comunale di Favara Rino Castronovo e Anna Lonci, consigliere comunale di Menfi; per Uniti per Agrigento il presidente del consiglio comunale di Licata Anna Triglia, Giuliano Traina, consigliere comunale di Cammarata e il consigliere comunale di Agrigento Antonino Mato; per Fratelli d'Italia i sindaci di Castel Termini Gioacchino Nicastro e quello di Bivona Milko Cinà; per Insieme per la provincia Giuseppe Ambrogio di Sciacca. Tra le priorità di tutti i rappresentanti le strade, le scuole, il territorio. Sì, intanto vedo che c'è veramente tanto entusiasmo e abbiamo veramente una gran voglia di iniziare a lavorare. Dopo 12 anni di gestione commissariale ricomincia ad avere un ruolo importante la politica. Politica significa programmazione, cominceremo a programmare perché evidentemente questa provincia ha bisogno di tante attenzioni. Gli argomenti da trattare sono tanti, sono molto importanti e che hanno vissuto, devo dire, un periodo di rallentamento. Speriamo di poter dare, ed è nella nostra volontà, un grande impulso. Ovviamente sono state elezioni particolari, elezioni a cui non siamo abituati, elezioni di secondo livello, dove il ruolo importante sono le segreterie politiche. Mi colgo l'occasione per ringraziare tanto i consiglieri comunali e i sindaci che mi hanno votato e la mia segreteria politica che fa a capo l'onorevole Di Mauro. Sindaco, ecco, questa nuova esperienza di consigliere al libero consorzio comunale di Agrigento come sarà capitalizzata da lei, che rappresenta anche il territorio di Bivona? Assolutamente sì, io sono contento di far parte del nuovo Consiglio provinciale, di questa ritrovata guida politica della provincia regionale di Agrigento. Sicuramente porterò le istanze di un territorio che ha grande difficoltà, soprattutto sulla viabilità. Ci sono dei settori importanti su cui si è lavorato, ci sono stati risultati, ma tanto ancora c'è da fare, quindi porterò le istanze di quel territorio e sicuramente saremo da congiunzione con quelli che sono gli assessorati di Fratelli d'Italia, infrastrutture, il territorio ambiente guidato dall'onorevole Samarino, che ci danno la possibilità di avere uno slancio anche in provincia. Il mio obiettivo è quello di occuparmi della viabilità provinciale, delle strade consortili, dell'edilizia scolastica, della promozione del territorio e del turismo. Abbiamo una nuova mission dopo 12 anni di commissariamento, il ritorno della politica e della democrazia al libero consorzio di Agrigento, già provincia regionale di Agrigento. Ho un'esperienza alla provincia regionale di Agrigento, quale assessore ai lavori pubblici, conosco il territorio, conosco le criticità. Intendo impegnarmi per la ricostruzione della viabilità provinciale, perché il territorio che mi onoro di rappresentare, quindi Campobello, Naro, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, sono ovviamente dei territori dove insistono numerosissime aziende agricole, nonché negli anni alcune attività artigianali sono state poste sulle strade provinciali. Oggi gli imprenditori hanno grossissime difficoltà a raggiungere i propri fondi per dedicarsi al lavoro. Cosa propongo al presidente Pendolino? Propongo un tavolo tecnico che tenga presente le reali esigenze del territorio agrigentino, dalle quali si possa far emergere le criticità delle varie viabilità provinciali per dare, come dire, una sistemazione adeguata. Finalmente rientra la politica nel consorzio provinciale, quindi il nostro obiettivo è dall'ordinaria amministrazione a portare avanti tutte le istanze che derivano dai territori della provincia di Agrigento. Quindi saremo occupati della viabilità nelle scuole, nella solidarietà, in tutti i settori che già c'erano ma erano stati
un poco assopiti dalla gestione commissariale. Ora quindi con la politica si ritorna a progettare e avere degli obiettivi nel futuro prossimo. Guardi, dico, si parla che da 12 anni la provincia non ci sono i consiglieri, quindi anche per noi è un momento particolare, dobbiamo capire, dobbiamo frequentare un paio di giorni le istanze per capire come poter prendere posizione. Ecco, le istanze del vostro territorio? Il nostro territorio, dico, Sciacca è ben rappresentato perché, come lei sa, siamo stati eletti 2 consiglieri provinciali, Grassadonio e Ambrogio, nella stessa coalizione, quindi avremo modo di collaborare e lì dove ci saranno priorità faremo delle battaglie comuni. La mia presenza sarà costante e costruttiva per il territorio della provincia di Agrigento. Sicuramente mi batterò per portare ancora linfa a tutto il territorio. Un'elezione anomala che ha visto parte del centrodestra confluire con la sinistra, insomma. Sì, è un'elezione anomala, come spesso a volte può capitare anche nelle elezioni comunali, però ci sta, ma oggi non possiamo recriminare nulla, dobbiamo soltanto cercare di lavorare per il bene della nostra provincia. Ecco, ci sarà un'unità di intenti o no? Sì, assolutamente sì, ne sono sicuro.